Tutti in piedi per il Presidente della Repubblica al suo ingresso al Teatro Olimpico. Sono le 11 precise quando Sergio Mattarella, la figlia Laura con discrezione al suo fianco, entra nel Tempio del Palladio dove inizia la commemorazione di Mariano Rumor. Uno statista vero, lo descrive il sindaco di Vicenza Variati, che ricorda il suo primo incontro. Rumor senatore, lui giovane consigliere comunale. Ascolto attento per il Capo dello Stato che rende omaggio a 100 anni dalla nascita di Rumor all'apertura del suo archivio storico e così lo ricorda. Rumor era un uomo delle istituzioni, ma che riversava nelle istituzioni la cultura della sua città, la laboriosità, del dinamismo economico, la sensibilità sociale e la tradizione culturale di Vicenza. Radici culturali che il Presidente rivive nella sua visita a Vicenza. All'uscita dal teatro bagno di folla per Mattarella, che graziato dal sole a piedi si muove in direzione del chiostro di Santa Corona. Tanti vicentini ad applaudirlo, piccoli e persino immigrati. Il Presidente da quanto lo aspetta? Dalle 8:45. Secondo lei è un buon Presidente per l'Italia? Dovrebbe essere. Sono affari seri. Questa l'ho portata perché ognuno di noi deve avere sulle spalle l'Italia, quindi la nostra bandiera. Stretto il cordone di sicurezza, ma qualcuno riesce a sfuggire. Sergio! Dopo il chiostro di Santa Corona tappa il Museo Palladio e poi fuori programma stop davanti alla loggia del Capitaniato dove in questi giorni sono esposti i resti dell'auto della scorta del giudice Falcone. Poi breve sosta alla Basilica Palladiana e visita privata alla libreria Galla. Ad accompagnarlo il sindaco di Vicenza, Cicerone Fiero, a tratti emozionato. Molto orgogliosi. Io penso che il Presidente abbia voluto però dare un messaggio, certamente alla memoria di un grande statista come è stato Mariano Rumor, ma con la sua presenza anche un messaggio alla comunità vicentina e veneta. Una giornata di orgoglio per Vicenza che poco dopo le 13 saluta il Presidente.